Eder. Mech. Pallister. Il caso della morte di Liliana Resinovic continua a far discutere, con nuove analisi e ipotesi che si aggiungono al quadro già complesso delle indagini. Tra i protagonisti di questa intricata vicenda c'è il medico legale Raffaele Barisani, consulente di Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa. Barisani è stato il primo a mettere nero su bianco l'ipotesi di lesioni inferte da terzi, aprendo la porta alla possibilità che la 63enne possa essere stata vittima di un'azione violenta sfociata in un omicidio preterintenzionale. Questa ipotesi è stata poi ripresa e sostenuta anche da altri esperti e conoscenti della vittima, come Fulvio Covalero, amico della donna, ma è stata soprattutto l'antropologa forense Cristina Cattaneo a dare ulteriore forza a questa possibilità, parlando chiaramente di omicidio nella sua perizia. Tuttavia, il dibattito scientifico sulla causa del decesso rimane acceso e non privo di controversie. Uno degli aspetti fondamentali emersi dalle perizie è che Liliana Resinovic è morta per asfissia. La relazione di Cristina Cattaneo ha evidenziato due possibili scenari compatibili con questa causa di morte. 1. Una manovra da chokehold, ossia la compressione del collo con l'avambraccio, una tecnica che può portare a soffocamento e perdita di coscienza. 2. L'uso di un sacchetto, un metodo che avrebbe provocato la morte per soffocamento in un arco di tempo relativamente breve. Se il secondo scenario è più compatibile con un possibile suicidio, il primo suggerisce invece una morte indotta da terzi. Proprio questa ambiguità ha reso il caso ancora più difficile da chiarire. Per il dottor Barisani, la teoria di una lite sfociata in tragedia resta plausibile. Liliana potrebbe aver avuto un malore, magari un attacco di cuore, dopo una discussione accesa, spiega il medico legale. In quel caso, chi era con lei potrebbe aver cercato di occultare il corpo, temendo conseguenze. Secondo questa ricostruzione, la morte non sarebbe stata necessariamente premeditata, ma il risultato di un'azione degenerata oltre il previsto. In particolare, si fa riferimento a un possibile omicidio preterintenzionale, ovvero una situazione in cui un'aggressione porta alla morte senza l'intenzione diretta di uccidere. Una delle ipotesi avanzate dalla relazione Cattaneo è che Liliana possa essere stata strangolata con una presa da dietro, tipica delle tecniche di immobilizzazione. Tuttavia, Barisani esprime delle perplessità in merito. Non ci sono le petecchie congiuntivali, che di solito si riscontrano in questi casi. Non abbiamo segni evidenti sul collo. È vero che la Cattaneo sostiene che questa tecnica potrebbe non lasciare segni visibili, ma di norma ne lascia. Si tratta di una manovra che richiede tempo e una grande forza fisica, oltre a una determinazione notevole per essere portata a termine. Secondo il medico legale, questa modalità di esecuzione non appare del tutto convincente e lascia spazio ad altre ipotesi. Uno degli elementi più discussi riguarda il luogo del ritrovamento del corpo di Liliana, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. A distanza di 3 settimane dalla sua scomparsa, per Barisani, sostenere che il corpo sia rimasto lì per tutto quel tempo è poco realistico. La conservazione dei tessuti è sorprendentemente buona, troppo per essere stata esposta per così tanti giorni. È vero che la temperatura media in quel periodo era di 4-5 gradi, ma in alcune giornate si sono registrati 10-12 gradi. Condizioni in cui il corpo avrebbe dovuto mostrare segni di decomposizione più evidenti. In un'area come quella, con la presenza di animali selvatici, è difficile pensare che il corpo non sia stato minimamente alterato. Su questo punto, lo stesso Nicola Bressi, naturalista incaricato dal fratello della vittima, ha espresso opinioni simili, sottolineando che nessuno degli esperti ritiene plausibile che il corpo sia rimasto indisturbato per così tanto tempo nel bosco. Uno degli aspetti che hanno suscitato più tensioni è stato il trattamento riservato al medico legale che ha eseguito la prima autopsia. Alcuni critici hanno messo in discussione le sue conclusioni, accusandolo di errori nell'analisi della data della morte e della causa del decesso. Barisani, però, difende il collega. Ha parlato di soffocamento, e questa è anche una delle ipotesi della Cattaneo, per stabilire la data della morte.
si è basato su una TAC eseguita da un altro specialista, e ha concluso che il decesso era avvenuto poco prima del ritrovamento. Vista l'assenza di segni di putrefazione evidenti, non ci sono segni clinici di congelamento, quindi questa ipotesi era stata inizialmente esclusa. Secondo Barisani, si può essere in disaccordo sulle conclusioni, ma attaccare il medico legale come se avesse commesso errori imperdonabili è scorretto. Si può avere un'opinione diversa, ma non si può parlare di colpa o di errore professionale come invece si sta facendo oggi. Un altro elemento interessante è emerso grazie all'analisi del microbioma, una tecnica innovativa richiesta dal generale Luciano Garofano, che fa parte dello stesso team di esperti che assiste il marito di Liliana. Questa analisi ha portato a due possibili scenari. 1. Liliana è morta circa 12 ore prima del ritrovamento, come suggerisce lo stato del microbioma. 2. Oppure è morta il giorno stesso della scomparsa, ma il corpo è stato conservato in un ambiente freddo e poi spostato successivamente. Se questa seconda ipotesi fosse confermata, sarebbe un indizio chiave per dimostrare che il corpo non è rimasto nel bosco per settimane, come alcuni sostengono. La morte di Liliana Resinovic resta avvolta nel mistero, con diverse ipotesi ancora sul tavolo. Il suicidio non è stato completamente escluso, ma gli elementi emersi nelle indagini più recenti rafforzano l'idea che la donna possa essere stata vittima di un atto violento, volontario o accidentale. Gli esperti continuano a lavorare per dare risposte definitive, mentre i familiari e l'opinione pubblica restano in attesa di una verità che possa finalmente fare luce su questa tragedia. Lo scorso 5 marzo, i carabinieri di Mantova hanno proceduto all'arresto di Rosa Capuano, che ora si trova indagata per l'accusa di omicidio volontario premeditato nei confronti del padre, Francesco Capuano. L'accusa include anche il reato di detenzione illecita di un'arma comune da sparo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Rosa avrebbe ucciso il padre sparandogli 3 colpi di pistola alla testa mentre si trovava nel garage della sua abitazione a Suzzara, provincia di Mantova. Il 23 dicembre scorso. Inizialmente, l'assassinio sembrava del tutto privo di movente, portando gli investigatori a considerare varie ipotesi. Sono state valutate possibilità come un delitto commissionato su richiesta, un regolamento di conti collegato a vicende passate o persino una vendetta familiare verso altri membri della famiglia. Tuttavia, le indagini hanno preso una piega decisiva con l'arresto di Rosa Capuano, la figlia della vittima. Secondo la ricostruzione degli eventi, Rosa Capuano era l'ultima persona a essere entrata in contatto con il padre prima del tragico evento nel garage. La donna aveva chiamato i soccorsi, affermando di essersi allontanata per un periodo di circa 15 minuti per recuperare delle sigarette dimenticate in casa. Al suo ritorno, aveva trovato il padre riverso sui sedili dell'auto, colpito a morte e immerso nel suo stesso sangue. A seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il reparto investigazioni scientifiche ha avviato una serie di analisi investigative. Una delle prime azioni è stata quella di utilizzare un tampone adesivo per raccogliere tracce di esplosivo dalle mani di Rosa Capuano, mirato a stabilire se avesse recentemente maneggiato un'arma da fuoco. Questi accertamenti, insieme alle analisi balistiche, sono stati attivati ufficialmente il 14 marzo e gli esiti sono attesi entro 2 settimane. Un periodo durante il quale saranno ultimate le analisi necessarie. Nel corso delle perquisizioni eseguite pochi giorni prima, gli investigatori hanno scoperto una pistola revolver calibro 22 non registrata, una proprietà del padre di Rosa, nascosta nel beauty case della donna. Questo oggetto personale l'aveva seguito a Giuliano, in Campania, dove Rosa aveva trovato rifugio presso la sorella successivamente al sequestro dell'abitazione. Insieme alla pistola, sono state trovate anche 2 cartucce inesplose e 3 bossoli che corrispondono a quelli mancanti sulla scena del crimine. Al momento, il RIS sta conducendo ulteriori test balistici per determinare se quest'arma sia effettivamente quella utilizzata per compiere l'omicidio. Le indagini proseguono anche su alcuni capi di abbigliamento trovati nell'appartamento di Suzzara. Nonostante il tentativo di lavarli, i capi presentano ancora tracce di sangue che potrebbero risultare cruciali per la ricostruzione dei fatti.
Inoltre, il testamento olografo di Francesco Capuano è sotto esame per verificare eventuali motivi risentiti di interesse personale che possano aver innescato i drammatici eventi. L'intera inchiesta si sta muovendo in direzioni multiple, cercando di chiarire i moventi e i dettagli di questo complesso caso di omicidio. Mentre l'opinione pubblica segue con attenzione gli sviluppi che emergono giorno dopo giorno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.